Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera vi chiedo di prestare attenzione alle parole di Luca Casarini. Mi rendo conto che non è il modo migliore per avvicinarsi al Natale, ma vi chiedo uno sforzo di pazienza intellettuale perché sono significative, credo a sua insaputa, ma significative. L'ex diciamo capoccia dell'antagonismo no global, riciclatosi capoccia dell'immigrazionismo oltranzista, e il che, come dire, è interessante perché la sua biografia dimostra che c'è un nesso tra le due cose, cioè che chi oggi non solo tifa ma lavora in senso anche letterale perché l'immigrazione incontrollata prenda sempre più piede e le frontiere degli stati degenerino sempre più ad anticaglia, è lo stesso che criticava, se non di più, diciamo, che movimentava antagonismo politico contro il modello di vita occidentale, lo stile di vita occidentale, il capitalismo, il mercato, insomma la società libera. Non credo sia un caso questo nesso che c'è nella biografia di Casarini, ma al di là di questo ha ovviamente commentato la sentenza Open Arms, diciamo, mettendo su carta o su tastiera il suo rosicamento, e ha detto una cosa veramente molto significativa, proprio in esordio del suo intervento. Giudici creativi non ne abbiamo. Il fatto che non sussiste, che sarà ampiamente democraticamente motivato in punta di diritto, dal punto di vista sostanziale dice che quelle vite non esistono. Scemenza assoluta, ovviamente, non c'entrano nulla quelle vite, anche perché se ogni volta che non si aprono le porte del proprio Stato in modo acritico a qualunque pressione migratoria, tu stai dicendo che quelle vite non esistono, questa tesi varrebbe per pressoché tutti i capi di Stato e di governo europei degli ultimi lustri. Buon ultimo Scholz che ha sospeso Schengen in Germania, ma dal premier laburista Starmer, tutti i governanti, chi più chi meno, chi in modo più efficace e chi meno, hanno questa bizzarra usanza di provare a gestire le proprie frontiere. Quindi il ragionamento di Casarini è traballante, essere generosi, ma l'esordio è folgorante. Giudici creativi non ne abbiamo. Cioè Casarini e quelli che la pensano come lui si lamentano del fatto che i giudici che hanno emesso a Palermo la sentenza di primo grado che ha assolto Salvini perché il fatto non sussiste, non sono stati creativi. Guardate che l'idea di avere giudici creativi è proprio l'anticamera del totalitarismo giudiziario, è l'anticamera della rottura dell'equilibrio tra i poteri dello Stato codificati da secoli di riflessione politologica, è la morte del diritto, oltre che la fine della politica, ovviamente, perché giudici creativi vuol dire giudici che in nome della loro visione del mondo o dell'innamoramento anche, come dire, testardo per il loro teorema, piegano la sentenza e quindi piegano la realtà e quindi giocano con le vite degli imputati creativamente perché hanno un obiettivo altro che il rispetto letterale della legge. Da questo punto di vista sicuramente giudici creativi sono stati tutti quei giudici che hanno inquisito e condannato nei vari gradi Tortora in questo paese. Furono molto creativi a sostenere e deliberare che Tortora era un camorrista dedito al traffico internazionale di stupefacenti.
giudici creativi, al di là delle differenze dei meriti dei casi, ma rimanendo in questo schema folle, giudici creativi sicuramente sono quelli che in questo paese applicarono solo a Silvio Berlusconi il mitologico teorema del non poteva non sapere, perché era il padrone dell'azienda, della holding, del complesso finanziario, e quindi non poteva non sapere cosa facevano i suoi dirigenti di punta. Teorema in questo paese mai applicato, anche perché è una barbarie a responsabilità individuale vigente, giustamente diciamo mai applicato in questo paese all'avvocato Agnelli, a De Benedetti, a tutti mamma santissima del capitalismo di relazione italiano, applicato in modo creativo a Silvio Berlusconi. Per stare solo a esempi recenti, giudici creativi sono sicuramente quelli, e qui c'è un aspetto inquirente e poi giudicante, che hanno speso anni e anni a intercettare, setacciare la vita e gli incontri del governatore della Liguria Toti, per concludere che era un reato il fatto che frequentasse importanti imprenditori della zona, con i quali parlava addirittura del porto di Genova il governatore della Liguria. Incredibile, questo è stato ritenuto sia sconveniente moralmente che anche indice di reato, in modo molto creativo. Allora, per chiudere, si potrebbero fare migliaia di esempi, ma Casarini, con un lapsus linguistico psicologico interessante, ci dice quello su cui ha sempre contato la sinistra: il fatto di avere la sponda di giudici creativi, di giudici ideologizzati, di giudici extramerito, che in modo creativo uscivano dal processo adeguando la sentenza ai desiderata di quelli come Casarini. Ebbene, per fortuna c'è un giudice a Palermo e non è un giudice creativo. Grazie a tutti e a domattina.